I cerchi olimpici, le transenne che circondano l'arena, lo spiegamento ingente di forze dell'ordine, gli ultimi lavori febbrili in vista della cerimonia che accenderà i riflettori del mondo su Verona, tutto pronto quasi per il grande spettacolo di chiusura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina in programma domenica alle 20, con l'arena pronta ad illuminarsi per il grande show da miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Il listone è già pieno di gente, Piazza Brassi offre ai visitatori con un volto inedito, sicuramente blindatissimo, anche se la lista definitiva delle autorità e leader politici che saranno presenti è ancora avvolta dalle incognite. Sicuramente ci sarà la premier Giorgia Meloni, mentre non c'è nulla di certo sulla partecipazione di Donald Trump. La sua presenza potrebbe essere condizionata dal risultato delle gare di hockey. Se la squadra statunitense dovesse andare in finale, il presidente degli USA potrebbe assistere alla partita domenica pomeriggio a Milano e poi trasferirsi in arena alla sera per la cerimonia di chiusura. Eventualità che ovviamente richiederà l'adeguamento del piano di sicurezza già ai massimi livelli. Intanto oggi è stata presentata la contromanifestazione organizzata dalla rete di associazioni Olimpiadi No Grazie Verona, con un corteo che domenica dalle 15 attraverserà la città da Porta Palio a Piazza Sacco e Vanzetti per denunciare le ragioni della contrarietà ai giochi. Lo spreco che c'è stato, sono state vendute come Olimpiadi sostenibili, quali non sono stati spesi mi pare 7 miliardi, ci sono lavori che finiranno non so se 2030-2033, era la cosa che insomma ricordano tutti, cioè Torino sta ancora pagando le Olimpiadi invernali del 2006, Verona e l'Italia chissà quando finirà di pagare queste Olimpiadi. Sarà una manifestazione pacifica, annunciano gli organizzatori, ma si teme che possano infiltrarsi dei violenti. Noi non abbiamo nessun sentore che ci siano invece situazioni di pericolo da questo punto di vista. Ci auguriamo che ci sia una grande manifestazione pacifica con la partecipazione di tanti, perché le cose da dire sono molte e credo che alla fine trovarci a dover pagare debiti di questa natura quando invece ci mancano i soldi per le pensioni, per la sanità, per le scuole e per lo Stato sociale, francamente ci pare una contraddizione che sia insanabile.